2 gol alla Casertana per una vittoria rocambolesca e avventurosa. A tempo scaduto il Matera ha riacciuffato una vittoria che sembrava definitivamente sfumata. Un gol su una palla morta nella 3/4 della Casertana. Un gol che ha sorpreso tutti, anche il nostro operatore, ma solo in parte. Riuscita agli azzurri di casa l'operazione sorpasso che li rilancia in classifica. Conquistata la terza vittoria stagionale in 10 uomini e contro un avversario che nel secondo tempo ha mostrato chiari segni di ripresa sul piano fisico e assetti tattici di gran lunga migliori. Al quarto d'ora i materani passano in vantaggio con Lopolito puntuale all'appuntamento con il prezioso servizio di Zian. Un Matera senza complessi, capace di schiacciare l'avversario nella sua metà campo. Poche azioni da gol, complice anche il fondo campo Risaia, ma nessun cedimento nei confronti degli ospiti. È un Matera diverso quello che si ripresenta però in campo dopo la pausa. 5 minuti di follia, la solita difesa impreparata, Bruno costretto al fallo su Carosella in piena area, il rigore è trasformato da Moretti. Casertana in parità e Matera che dal 22esimo è costretto a giocare anche in 10 per l'espulsione di Cacciola. Sembra un film già visto, calo di tensione, balbettini nel gioco, nervosismo e voglia di mollare, tutto a carico del Matera. La Casertana invece è soddisfatta e forse è stato questo il suo torto, che paga amaramente con questo bis di Lopolito, un gol da campo di parrocchia, ma il calcio è fatto anche di queste cose. Matera che tira un sospirone di sollievo, anche se da qui a dire che fu vera gloria ne corre davvero.